Nemmeno li conoscono queste verdure i giovani. Questo è un piatto composto da cicoria, caciocavallo, salsiccia e pane di tummeria, tutta roba locale. Questa è cicoria raccolta nei campi, cicoria selvatica di varie, diciamo, qualità. Caciocavallo sempre locale, salsiccia locale e pane di tumminia. Salsiccia cotta alla brace? Sì, rigorosamente alla brace. Qua abbiamo un macco di fave fatto col finocchietto selvatico e asparagi selvatici. Questa è la cosiddetta, noi la chiamiamo frittella, fatta con le fave verdi, finocchietto selvatico, carciofi, piselli, tutto fritto in olio. E qua è una frittura di carciofi con patate fritte. Qua abbiamo il couscous di verdure miste, qua abbiamo la cicoria maritata e poi qua abbiamo cardi, la caponata di cardi e qua abbiamo la bruschetta con il patè di finocchio. Sono stati tutti raccolti e sbollentati. Allora abbiamo dal porro che ovviamente è coltivato, cardi selvatici, li abbiamo anche coltivati, poi abbiamo il finocchietto selvatico, la cicoria selvatica e coltivato abbiamo anche i finocchi dolci. I cardi come li cuciniamo? Allora noi qua solitamente li usiamo bolliti e poi farinati e fritti. Oppure con la pastella, mentre la cicoria semplicemente bollita, saltata in padella con l'aglio, così come il finocchietto, o anche con la pasta, la sarda fritta e un po' di peperoncino. Qua è pasta con le acciughe e finocchietto selvatico. Una ricetta della tradizione, una ricetta antica. Di Snello, sì, anche le finocchie le abbiamo raccolte noi in campagna, poi con le acciughe abbiamo fatto questo sughetto con la pasta, l'abbiamo messa a forno. C'è mollica tostata di sopra e formaggio pecorino. Prima abbiamo raccolto i finocchi in campagna, poi li abbiamo puliti nella c'è una sede. settimana di lavoro, poi sbollentati, poi fatto il sughetto, poi fare la pasta e metterla a forno. Poi abbiamo fatto anche la pasta con la ricotta e aprocchi. Di Picuraro. Questi sono aprocchi di Picuraro e con la ricotta, però la pasta già Ricotta è finita locale, Locale, sì. Siamo veramente orgogliosi del lavoro che facciamo perché il lavoro è stato molto sacrificato, diciamo, dalla mattina alla sera, prima a raccoglierli, poi pulirli, sbollentare, abbatterli. Una proloco molto attiva. Sì, sicuramente. Siamo più di 180 soci in un piccolo paese. È stato pesantuccio, però ce l'abbiamo fatta, siamo qua oggi. Sappiamo che in tanti hanno accettato l'invito di andare direttamente a raccogliere le verdure, vero? Sì. Anche gente non socia che vogliono fare questa esperienza nei campi. E ancora lo chiedono, ancora tuttora hanno chiesto, dice qualche giorno perché non organizzate una bella escursione in campagna per conoscere le verdure. Facciamo i favi pizzicati con le verdure, che è una ricetta antichissima che si fa d'inverno ed è un unico piatto. Ciao! Ora siamo arrivati, la nostra panchina ci aspettava in una, non so che cosa c'è. Cosa avete gustato? Tutto, fino all'ultimo estratto del finocchio. Madonna mia, buonissimo.
Quindi ti ho detto tutto. Talmente era digeribile che appena l'abbiamo preso abbiamo iniziato a mangiare di nuovo. Complimenti, allora appuntamento al prossimo anno, ritornerete qui. Aspetta, abbiamo visitato la chiesa di San Michele, è veramente bella. E poi tanta ospitalità qui ai Graziosissima, bella, tranquilla, aria fresca. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Ciao! Ciao.